i casi di positività, cresce anche l'R-Conti a 1.12 che spinge il Veneto verso la zona arancione, monitoraggio continuo della situazione nelle scuole. Oltre 200 casi su 100.000 abitanti, prevista la chiusura degli istituti, attenzionati i contagi nelle classi, dirigenti scolastici, grande la preoccupazione, ma la vera scuola è in presenza. Viola la quarantena e viene denunciato, a finire nella bufera il marito della direttrice dello Spisal di Treviso. In Alta Padovana si monitora il focolaio di variante inglese che ha portato alla chiusura di 4 scuole, ma emergono difficoltà da parte dei genitori a dichiarare come possa essere avvenuto il contagio. Primo giorno di vaccinazioni per il personale dell'Università di Padova, si parte con i docenti che hanno lezioni in questo semestre, tra i quali il rettore Rosario Rizzuto. Omicidio e suicidio di Castello di Godego, oggi è stato il giorno dell'addio a Egidio Battaglia e al suo piccolo Massimiliano, lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Lo scorso novembre ha annunciato le sue dimissioni con un post su Facebook. Zingaretti lascia la segreteria del Partito Democratico, sconcerto tra i Dem veneti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Partiamo dando una rapida occhiata a quello che è il bollettino emesso da Azienda Zero con le positività nelle ultime ore nella nostra regione. Sono 598 rispetto al report, lo ingrandisco un po' così potete vedere anche voi da casa i dati. 598 i nuovi positivi rispetto al bollettino di questa mattina in Veneto. Complessivamente però nelle ultime ore i positivi nella nostra regione sono 1620, dunque un dato in aumento. 24 i decessi registrati sempre in Veneto nelle ultime 24 ore, 1359 invece le persone ricoverate per Covid nei nostri ospedali. Aumentano dunque i casi di positività e aumenta anche l'R-Conti che in Veneto arriva a 1.12. Il Veneto che dunque rischia concretamente di passare da lunedì in zona arancione e c'è preoccupazione anche sul fronte scuole. 151,3 su 100.000, l'incidenza veneta, cioè regionale, 151,3 casi su 100.000 abitanti. R-Conti 1.12, medio nei 14 giorni. Si va da un minimo di 0,94 massimo di 1,41. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è il 12%, come vi ho detto prima, invece dell'area non critica, mi sono sbagliato, è 14%. Questo è l'aggiornamento dei parametri sull'evoluzione della pandemia in Veneto e che verranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico chiamato domani a ridisegnare la geografia del contagio in Italia, che da lunedì potrebbe vedere il Veneto passare in zona arancione con una situazione, spiega Zaia, atipica. In area arancione però con dei tassi di ospedalizzazione ancora affrontabili. I numeri lentamente ma pericolosamente in Veneto stanno aumentando, a dimostrazione di questo l'andamento della curva dell'infezione. Questa parte che noi speravamo andasse giù, adesso si sta reimpennando. Quanto su andrà non ve lo so dire. Altrettanto significativo il grafico riferito ai ricoveri negli ultimi 14 giorni. Si vede un andamento che sta pian piano incrementando i ricoveri. Siamo a 47 persone al giorno quando ne avevamo meno della metà prima. Intanto la Regione ha avviato un'analisi sull'andamento dell'epidemia sui territori per pianificare eventuali interventi mirati ed emergono già alcune criticità. Quando sai che Padova è già a 200 e quindi probabilmente la prossima settimana avrà, se continua così, rischia di andare veramente come prima realtà a splafonare quei 2,50 o arrivarsi da vicino. E a proposito di scuole, significativi dati che emergono dal monitoraggio da gennaio ad oggi. 1991 gli eventi in cui è emersa almeno una positività, 2.372 gli studenti risultati positivi, 34.152 quelli messi in quarantena, 323 invece i positivi tra docenti o personale scolastico, 2.238 in quarantena. Oggi invece sono 928 gli alunni e 155 docenti positivi. A
Attualmente in quarantena ci sono 16.490 ragazzi e 967 insegnanti. Infine si è registrato un incremento di 134 eventi con positività tra la settimana dal 15 al 21 febbraio e quella dal 22 al 28, con un incremento significativo nelle scuole superiori. Ultima considerazione riguarda i vaccini. Domani alle 9:30 i governatori incontreranno il nuovo commissario Figliuolo per fare il punto e sempre domani mattina l'assessore Lanzarin vedrà i medici di base per chiudere la trattativa per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale in attesa arrivino ulteriori dosi. A marzo, questo lo dobbiamo dire perché insomma c'è anche la bottiglia mezza piena, arriveranno in questo paese più vaccini di quelli che abbiamo avuto a gennaio e febbraio assieme. Man mano si arriva alla primavera ci saranno sempre più vaccini. Occhi puntati dunque sui contagi nelle scuole. Siamo stati in 2 istituti superiori della provincia di Padova e i dirigenti ci hanno detto c'è grande preoccupazione, ma la vera scuola è in presenza. Il quadro generale non è rassicurante, ma la scuola in presenza è stata una boccata d'ossigeno per migliaia di studenti e anche per i loro insegnanti. Era importante ripartire, era importante provarci e ci avevamo provato, direi, anche con grandi successi. Certo, si vive un po' così. Noi, parliamo del nostro caso, su 35 classi ne abbiamo 2 che sono in didattica a distanza e sono, virgolette, chiuse. 3 i contagi nella sua scuola su 35 classi, primi decreti di quarantena per le classi anche al vicino Istituto Tecnico Marconi, dove la popolazione è di 1.300 studenti. Ho dovuto fare il decreto di quarantena per 2 classi. E questo è un grandissimo dispiacere perché mi dà l'idea che non sia più facile tenere sott'occhio tutta la situazione. In realtà noi come scuola abbiamo attivato un sistema di protocollo sul sito con un bottone verde che ci permette di avere sostanzialmente l'istantanea. Al Marconi la situazione contagio è aggiornata in tempo reale grazie a questo form presente nel sito della scuola, dove ogni famiglia può inserire tutti i dati necessari. Se la fotografia c'è, il problema della chiusura resta. Io sono molto preoccupata per i ragazzi se si dovesse chiudere, sono molto preoccupata per i docenti se ancora non si arriva a una vaccinazione diffusa. Dal dirigente del Duca d'Aosta una proposta. Ora eravamo presenti un giorno sì, un giorno no. Proveremo con 2 giorni no e 1 sì. Vedremo un po' come può andare a finire, ma certo che a mio avviso ancorare i ragazzi ad uscire, a vestirsi, a prendere un mezzo, venire a scuola, ad avere dei ritmi sani, normali, è fondamentale per la loro tranquillità, per il loro benessere mentale. Quindi io sono per resistere. Non accenna a placarsi la polemica relativa alla vicenda del marito della direttrice dello Spisal di Treviso denunciato per aver violato la quarantena. Ha violato l'obbligo di quarantena per accompagnare la moglie, la direttrice dello Spisal di Treviso a Padova, chiamata come presidente della commissione incaricata di selezionare i nuovi medici del lavoro. La polizia ha scoperto l'uomo, Raffaele Di Meo, 68 anni, la sera del 21 di febbraio nell'hotel Alcason in via Sarpi a Padova. Immediate le polemiche. Sì, ha sollevato polemiche e ci si spiace anche perché ovviamente queste cose fanno sempre un po' male, nel senso che si creino queste situazioni, però devo anche dire un po' a difesa della dottoressa, a quale abbiamo chiesto ovviamente una relazione, che il marito era ovviamente diventato positivo e si aspettavano non i 14 giorni come con tutti si fa il tampone negativo, perché lui era il 14esimo ancora positivo. Quindi la dottoressa aveva fatto diversi tamponi in successione gli ultimi giorni, cioè il 17esimo, 18esimo, 20esimo, e il marito era negativo. Era già negativo, ma avrebbe dovuto fare l'ultimo tampone il 23 febbraio. Una leggerezza che potrebbe costare una pesante sanzione all'uomo finito sotto inchiesta nelle indagini condotte dalla magistratura padovana. Questa mattina la neodirettrice dello Spisal, Angela Maffeo, ha parlato con il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che le ha chiesto di presentare sulla vicenda una relazione.
capisco che dal punto di vista ovviamente formale lei ha sbagliato perché non doveva dirgli di muoversi, però il marito al 20° giorno aveva fatto il tampone, poi gli ha detto al 21° giorno di muoversi tranquillamente perché era, diciamo, visto che ne aveva già avuti 3 negativi, consapevole che poteva essere negativo, e qua ha sbagliato perché è peccato un po' di ingenuità. In ogni caso, sottolinea Benazzi, ad avere la responsabilità non è di certo la moglie. Soggetto che deve decidere di non uscire, quindi era il marito casomai che doveva dire alla dottoressa: guarda, non esco perché ancora non ho la certezza dell'ultimo tampone che sia negativo. La dottoressa non va imputato, abbiamo chiesto una relazione per avere chiarezza, niente altro. Torniamo a parlare di focolai nelle scuole, perché nell'Alta Padovana si monitora quello legato alla variante inglese che ha portato alla chiusura di 4 istituti scolastici. La situazione dei contagi nelle scuole è critica nella provincia di Padova e sfiora i 200 contagi ogni 100.000 abitanti. La chiusura degli istituti scolastici prevista nell'IPCM di Draghi parla di 250 casi ogni 100.000 abitanti. A preoccupare soprattutto l'Alta Padovana con il focolaio dovuto alla variante inglese che ha già portato alla chiusura di 4 scuole, 2 a San Martino di Lupari, una a Villa del Conte e un liceo di Cittadella. La situazione è monitorata dai sindaci e dall'USL. Abbiamo molti bambini che sono in quarantena, sono di più quelli in quarantena o in isolamento rispetto a quelli positivi. Tuttavia si è riscontrata una difficoltà da parte dei genitori di dichiarare come possa essere avvenuto il contagio. A riferirlo è proprio il presidente della conferenza dei sindaci del distretto sanitario, che è in costante contatto con l'USL Euganea. Di fronte a un cluster o di fronte a un numero di contagi elevato, fossero un po' più collaborativi senza aver paura, dicendo magari al medico oppure all'USL il comportamento dei propri figli, da lì possono anche capire e circoscrivere il problema fin da subito. Le difficoltà che loro hanno avuto è stata proprio quella di risalire la motivazione di questo importante contagio, ripeto, nell'Alta Padovana. Giacomazzi invita al rispetto delle regole al di fuori delle scuole, solo così i rigidi protocolli applicati dai dirigenti scolastici in classe potranno funzionare e contenere i contagi di variante inglese, che risulta la più diffusa tra i giovani. Intanto oggi sono partite le vaccinazioni per il personale dell'Università di Padova. Si è iniziati con i docenti che hanno lezioni in questo semestre e tra questi anche il rettore Rizzuto. Nessun privilegio, si rispetta l'ordine di priorità. C'è anche il rettore di Padova, Rosario Rizzuto, tra i docenti che primi per l'università hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca nella sede della Croce Rossa, polo vaccinario accessorio per la città. Non primo a vaccinarmi nella prima tranche perché insegno quest'anno, quindi il primo gruppo di docenti sono i gruppi di docenti che vanno in aula in questo semestre. Il semestre è iniziato lunedì, la copertura va a chi andrà in aula. Questa settimana saranno convocate fino a 300 persone al giorno, la prossima si arriverà a 650, con un percorso ad hoc per i docenti over 65 e il personale fragile che non può ricevere AstraZeneca. In prima linea i volontari della Croce Rossa e i medici dell'università. Settimana prossima, al ritmo di 700 persone al giorno, contiamo di chiudere tutta la vaccinazione del personale, perché non c'è solo il docente, ma ci sono anche i tecnici, ci sono anche i ricercatori. Massiccia l'adesione, spiega il rettore. Abbiamo avuto una percentuale di adesione che va dal 93% degli ordinari fino al 80% del personale tecnico amministrativo, con associati all'88% e ricercatori all'84%. Insomma, quindi diciamo che mediamente l'adesione del personale strutturato dell'Ateneo è sull'85%. Difende il vaccino e il vaccino AstraZeneca all'Università di Padova. È un vaccino assolutamente efficiente, efficace, lo stanno dimostrando gli inglesi che ne hanno fatti più di 30 milioni di dosi, hanno avuto un calo incredibile di oltre il 65% dell'ospedalizzazione, hanno avuto un calo del 40% della mortalità, quindi è una situazione, è un vaccino che ha solo una tecnologia diversa. Un anno fa non sapevamo cos'era questo virus e adesso stiamo vaccinando milioni di persone, è un successo della medicina straordinario. I successi della medicina vanno usati e vanno usati per la tutela della salute delle persone. E adesso la denuncia di una cittadina di Mestre sullo stato di degrado e la presenza di giovani allo sbando in via Antonio da Mestre.
Oltre alle disposizioni regionali, il sindaco Brugnaro interviene con 2 ordinanze per contenere gli assembramenti a Venezia nei fine settimana. La prima riguarda il consumo di alcolici fuori dai locali. È vietata la vendita per asporto da parte di qualunque esercizio tra le 15 e le 8 del giorno successivo. Tra le 15 e le 21 sarà consentita solo la somministrazione di alimenti e bevande con consumazione da seduti su posti regolarmente collocati all'interno dei plateatici e rispettando distanziamento con utilizzo di mascherina quando non si consuma. Se non verrà rispettata, l'amministrazione è pronta a inasprirla. C'era la gente che dopo le 6 si riversava nei supermercati a fare incetta di alcolici. No, questo non va bene. Dobbiamo, da bravi veneti, rispettare le regole. La seconda ordinanza riguarda i trasporti pubblici. Utilizzare ai pili l'area interscambio, oltre per garantire una navetta continuativa verso e da Venezia, anche per raggiungere una fermata importante a San Giuliano, in modo ovviamente da alleggerire e agevolare il flusso, perché si è visto anche domenica quello che è successo in stazione. Ovviamente non è responsabilità, come ha detto il sindaco, del Comune di Venezia, ma noi ci stiamo mettendo anche in termini organizzativi. Pensate che solo domenica abbiamo messo 72 corse bis in uscita da Piazzale Roma, abbiamo quasi raddoppiato le corse del tram di domenica, proprio per consentire a chi è arrivato a visitare Venezia di avere una risposta in termini di mobilità. Il servizio sarà attivo nei fine settimana di area gialla. In arancione e rossa infatti servirebbe a poco con il divieto di spostamenti tra comuni. Venite a visitare Venezia però con la coscienza e con la scienza che è una città fragile e che ovviamente sembra una battuta, ma è impensabile che 5 milioni di veneti possano in una stessa giornata riversarsi a visitare la città. Comprendiamo la voglia, eccetera, i nostri veneti sono benvenuti alla visita della città, però bisogna avere anche la capacità che c'è un limite N di arrivo e di partenza. Lo scorso weekend il sindaco ha messo in campo 198 vigili, ma l'appello al prefetto è di intervenire con ulteriori forze dell'ordine. La politica, perché poche ore fa con un post su Facebook Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni da segretario del Partito Democratico, una decisione che ha motivato con un lungo post e che ha sicuramente colto di sorpresa e spiazzato anche i Dem veneti, ma non solo. E allora chiediamo, se è così, ad Achille Variati. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. Spiazzato, se lo aspettava? Guardi, conoscendo Zingaretti avevo capito nelle ultime settimane quanto fosse grande il suo disagio. Il disagio di un uomo che ha accettato di rispondere positivamente all'appello del Capo dello Stato per costruire un governo di responsabilità, un governo di responsabilità con forze politiche, la Lega, Forza Italia, che normalmente sono alternative al Partito Democratico, e lo ha fatto nel nome dei problemi degli italiani, delle urgenze, delle emergenze di questo nostro Paese. Ecco, lo sconforto, il disagio di Zingaretti è stato per il fatto che alcuni capi corrente, purtroppo nel Partito Democratico sono evidenti le correnti romane, dopo aver incassato la distribuzione dei sottosegretari, hanno cominciato a creare critiche al segretario, un po' a cucinarlo a fuoco lento. E lui ha reagito e ha fatto benissimo a reagire, perché in questo modo ora il Partito Democratico la settimana prossima, assemblea generale convocata, ovviamente via web, ci sarà un chiarimento, e quel chiarimento lo faranno le tante democratiche, i tanti democratici dei territori, compresi quelli del Veneto, che non si sentono rappresentati dalle correnti e che avevano invece voglia di fare riferimento ad una persona libera come Zingaretti. Quindi un chiarimento utile al Partito Democratico. Spero che in quella sede vengano, respinte le dimissioni di Zingaretti, dandogli forza, e questo vale per il Partito Democratico, ma soprattutto per l'Italia, per la politica, per la buona politica. Questo è quello che penso io. È indice di un disagio non limitato all'uomo Zingaretti, ma che va più in là, Variati?
sono le correnti che non funzionano, e guardi, sono delle correnti fatte da capi e capetti romani e dai loro vassalli e valvassini, come si diceva una volta, cioè di persone che si prostrano davanti ai capi per 4 posti, mentre la stragrande maggioranza degli iscritti non ne può più di quei sistemi. Ecco perché Zingaretti ha posto un problema serio, e spero che questo serva a fare un chiarimento a livello nazionale e, se occorrerà, poi anche a livello regionale. Si arriverà ad una resa dei conti, quindi? Non è una resa dei conti, è un chiarimento se vanno bene certe critiche, certi metodi di vecchia politica, o di fronte ai temi grandi del Paese, e con questo governo strano ma necessario, strano, ribadisco, mettiamo davanti i problemi dei cittadini o le piccole diaspore per dividersi le 4 poltroncine, perché non sono neanche poltrone, sono poltroncine. Quindi un chiarimento, non è una resa di conti, è un chiarimento, ma un chiarimento è necessario, perché veda, anche ci sono dei proverbi molto belli qui, veneti: farsi cucinare, e io lo dico in italiano, farsi cucinare a fuoco lento non va mai bene. Grazie per il suo intervento, grazie ad Achille Variati per questa analisi dopo le dimissioni di Zingaretti. Grazie ad Achille Variati, buona serata e buon lavoro. Buonasera a voi e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie ad Achille Variati. Adesso siamo alla cronaca. Oggi lutto cittadino a Castello di Godego per i funerali del papà che ha ucciso il figlioletto dopo la diagnosi di autismo e poi si è tolto la vita. Dolore, ma nessun giudizio nel saluto dei familiari a Egidio Battaglia e al suo piccolo Massimiliano. Le bandiere a lutto, il piccolo centro che si ferma, le 2 bare bianche che arrivano in chiesa a Castello di Godego, mamma Adriana che le segue, l'ultimo abbraccio straziante a Egidio Battaglia, il papà di 43 anni che non ha retto alla diagnosi di autismo del suo bambino, e al piccolo Massimiliano, 2 anni e mezzo appena, in centinaia all'interno e sul sagrato per affrontare un dolore che è di tutti e che i familiari, attraverso la voce di Eliana, cugina di Egidio, raccontano così. Questa perdita, che ha colpito la nostra famiglia come una tempesta, togliendoci stabilità e certezza, ha rimarcato l'importanza della presenza reciproca, quella vera, che trascende dalla richiesta d'aiuto e non ammette alcun tipo di giudizio. Egidio, rimarrai per noi figlio, nipote adorato, cugino, fratello maggiore al quale chiedere consiglio. Ci ritroviamo incompleti senza la tua persona, il tuo animo buono, la tua ironia, la tua professionalità lavorativa e la tua dedizione agli affetti più cari. Di te, Massimiliano, ci rimarranno i dolci sorrisi, le risate innocenti, la curiosità con la quale ti apprestavi a scoprire il mondo e la determinazione nel prenderci per mano e portarci dove volevi tu. Egidio e Massimiliano, la vostra presenza ha arricchito le nostre vite e continuerà a farlo. Nessun giudizio di fronte alle 2 bare, solo umana pietà per il gesto di Egidio. Prigioniero di una diagnosi mal comunicata o mal intesa che per lui era diventata un valico insuperabile. Un problema amplificato da questa nostra società che ha manomesso i concetti della normalità e li ha sostituiti con la ricerca di una perfezione che altera i contorni della vita e dimentica che anche i limiti sono importanti. Non avere paura dei tuoi limiti e non aver paura neanche delle difficoltà che può incontrare un bambino, perché anche se le valutazioni terrene muovono da una presunta normalità, tuo figlio non è mai sbagliato. Con la forza degli innocenti, quella del piccolo Massimiliano, si può chiedere tutto al Signore, dice Don Gerardo. Anche misericordia e perdono per un gesto che ci appare scellerato, ma sulla cui natura vede bene solo il Signore. L'uscita dei feretri, i palloncini bianchi lasciati andare in cielo, l'affetto che unisce una comunità, unica strada da imboccare per uscire dall'oscurità che ha avvolto tutti. Se non
Draghi, pubblico le tue foto di nudo in internet. Arrestati 2 ricattatori, una coppia di Spinea, ora in carcere a Venezia. Quelle foto e quegli scatti hot inviati da Milano al suo amico di Spinea le erano costati molto, moltissimo. Innanzitutto in denaro estorto, ben 14.000 euro, poi in salute nel processo investigativo, durato ben 6 anni. La storia di quelle classiche. Ci si conosce via social, tra un messaggio e una telefonata la conoscenza si infittisce al punto che ne scaturisce un rapporto anche di fiducia. E qui comincia l'inganno. Lui, il ricattatore, oggi 38enne, residente a Spinea, una volta ricevute le foto, spalleggiato anche da un'amica, oggi 32enne e sempre di Spinea, aveva iniziato a minacciare la malcapitata milanese di rendere pubblici quegli scatti di nudo se non avesse pagato, con bonifici e ricariche postepay. Il ricatto, iniziato nel momento della conoscenza, è risalente al 2017, fino a quando la ragazza, stanca, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri di Milano, riusciti a risalire ai 2 aguzzini. Nella perquisizione domiciliare li hanno trovati in possesso di una chiavetta USB che conteneva tutte le immagini oggetto del ricatto. I 2 arrestati dovranno scontare una condanna di 5 anni lui e 6 anni e mezzo la sua complice, in carcere rispettivamente al Santa Maria Maggiore e alla Giudecca a Venezia. È l'ultima notizia per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, una depressione si avvicina da nord-ovest puntando l'Italia e determinando un lieve peggioramento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione tutto sommato buona ed in effetti la giornata trascorrerà in prevalenza con un tempo stabile. Al mattino il cielo sarà coperto da alcune nebbie, al pomeriggio più sole, entro sera prime piogge dapprima sui monti, in nottata precipitazioni sparse e discontinue un po' ovunque. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente molto nuvoloso, spazi di sereno col passare delle ore, entro sera notte rovesci via via più frequenti. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata soleggiata, anche qui non si escludono in nottata delle piogge. Temperature minime intorno a 0 gradi, massime infine sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.